Devo dire per cominciare che ho preparato il mio testo in sloveno e poi si è rivelato che non andava, poiché ci sono tanti qui che questa lingua non la conoscono. E trattanto ho chiesto a Jean-Dominique Bogatai che in modo molto spedito mi ha fatto il testo in italiano. Speriamo che sia una buona traduzione. Dunque, qualche pensiero conclusivo sulla la teologia e sull'espressione della teologia, qualche consiglio ai futuri teologi sloveni. Dalla sua prigione a Roma, l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo: per amore di Cristo sono in prigione, per amore di Cristo porto queste catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Verbum Dei non est alligatum. Liberare la parola di Dio, ecco, è questo il primo compito del teologo, che con la vittoria sulle inibizioni interne che trattengono questa parola e la tengono prigioniera. Perché questa parola, come dice la carta agli ebrei, è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino in fondo di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Credere nel potere di questa parola, perché questa parola è parola di verità. Come dice San Tommaso d'Aquino, veritas in se ipsa fortis est, et nulla impugnazione convelitur. Credere nella forza della verità. La verità è potente in se stessa e nessuna opposizione può infrangerla. E questa parola parla all'uomo di oggi. Come dice Romano Guardini, la parola di Dio parla ad ogni uomo. Certo, è stata scritta in un'epoca precedente, in un'epoca particolare, ma viene dall'eternità ed è quindi sempre attuale. È importante però che conoscere questa parola dal di dentro e con amore, per ardorem caritatis, datur conitio veritatis, dice San Tommaso d'Aquino. La conoscenza della libertà va sempre di pari passo con lo sforzo morale per la purezza, l'umiltà, la sincerità. Il santo cardinale Newman ha scritto questo: essere puri, essere umili, essere sinceri significa implicitamente rafforzare l'intelletto e liberarsi. Più si è umili, più si capisce, più si penetra nella comprensione della parola di Dio. E quindi uno dei compiti fondamentali del teologo, riflettere sulla parola e renderla proprio nel suo cuore. Come dice il nostro teologo Vladimir Truchlar, senza autenticità personale non c'è esperienza religiosa, non c'è vera religione
e non c'è vera conoscenza della parola di Dio. Arrivare all'autenticità personale significa uscire dall'animismo impersonale e passare al risveglio personale, recuperare un senso maturo di distacco da tutto ciò che si è raggiunto, essere profondamente impegnati in tutto ciò che si concepisce e si fa, espandere costantemente gli orizzonti dello spirito, avere una visione sempre più profonda del mondo e della vita in tutta la loro complessità, avere un taglio per il mistero che sta al fondo del mondo e della vita. E finisco con queste parole del Papa Benedetto XVI. Durante il Sinodo dei Vescovi del 2012 è stato progettato un filmato con il titolo Campane europee sul futuro del cristianesimo nel nostro continente. La risposta che ha dato in questo filmato il Papa Benedetto XVI era questa. Qual è il futuro del cristianesimo in Europa? Il Papa risponde, la prima ragione della mia speranza sta nel fatto che il desiderio di Dio e la ricerca di Dio sono profondamente radicati in ogni essere umano. Questo desiderio non può scomparire. È vero che per un certo periodo l'uomo può dimenticare Dio, può interessarsi ad altre cose, ma Dio non scompare mai del tutto del suo orizzonte. È semplicemente vero quello che dice Sant'Agostino, che il cuore è inquieto finché non riposa in Dio. Questa inquietudine esiste anche oggi e anche oggi l'uomo si sta riorientando, si può orientare o si sta riorientando verso Dio. La seconda ragione della mia speranza, continua Papa Benedetto, è che il Vangelo di Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo, è semplicemente vera e la verità non invecchia. Le ideologie hanno una fine, sembrano potenti, invincibili, ma col tempo diventano vuote, perdono il loro fascino, perdono il loro potere, perché non c'è una verità profonda in esse, mentre il Vangelo è vero e non invecchia mai. La sua ricchezza, la sua novità, che risponde alle esigenze del cuore e dell'intelletto, si rivela in ogni momento. Per questo sono convinto che sorgerà una nuova primavera del cristianesimo. Speriamo anche in Slovenia. Grazie.